Ciao Lisa, vorresti spiegarci qual è l'impegno degli scout per la comunità? Ciao, allora il metodo Scout si pone come obiettivo quello di formare l'uomo e la donna della partenza. Cosa vuol dire? Educare i ragazzi ad essere cittadini attivi e che permettano poi anche di guardare quelli che sono i bisogni della comunità attraverso il servizio, sentendo proprio quello che è il bene comune. In particolare gli scout che tipo di attività svolgono sul territorio? Allora, innanzitutto abbiamo le diverse branche dai bambini dagli 8 ai 12 anni, dai 12 ai 16, dai 16 ai 20. Poi diciamo, soprattutto con quelli che si avvicinano alla maggiore età, facciamo più attività mirate proprio a quello che è il servizio. Difatti abbiamo fatto attività con gli immigrati per proprio favorire quella che è la loro integrazione, andando a costruire uno spazio per tenere gli attrezzi per l'orto, oppure li chiamiamo quando dobbiamo costruire gli aquiloni per la festa dell'Ascensione su Sant'Agnese. Partecipiamo a quello che è il banco alimentare, quindi andiamo nei supermercati e diamo una mano a raccogliere alimenti per chi ne ha bisogno. Facciamo i campi appunto di servizio in cui o all'estero o in Italia in comunità in cui serve una mano, serve un aiuto. Cosa pensi che possa ricevere un giovane da un'esperienza di volontariato? Ma innanzitutto noi più che esperienza di volontariato la chiamiamo servizio, nel senso che il servizio rientra in quello che sono i valori dello scautismo e questo servizio deve partire da dentro e man mano nella crescita dal bambino al ragazzo all'adulto viene sviluppato, in modo tale che sia proprio un modo di essere della persona e non solo una pura esperienza. Questo puntiamo un sacco per il semplice fatto che Baden-Powell diceva che il modo migliore per essere felice è quello di procurare la felicità altrui, quella degli altri. Quindi alla fine pensiamo che con il servizio sia a 360 gradi compiuto questo pensiero.